Benvenute, benvenuti. Patria comune, un viaggio a tappe attraverso le pagine dei suoi libri di un grande giornalista, scrittore e viaggiatore, Paolo Rumiz. È per noi persona particolarmente cara perché Paolo Rumiz ha partecipato alla fondazione del Premio Terzani, della cui giuria ha fatto a lungo parte. Questo incontro si realizza in collaborazione con gli amici di Dedica. Paolo Rumiz è stato il protagonista di Dedica 2021. I suoi libri innumerevoli, cito solo gli ultimi: Il filo infinito, Canto per l'Europa, La voce dal profondo, e quello appena uscito, edito da altri amici di Bottega Errante, si intitola La rotta per Lepanto. Questa sera però noi avremo la fortuna di ascoltare alcune pagine di un pamphlet che uscirà a fine maggio per Feltrinelli, Verranno di notte, dedicato al ritorno della barbarie nel nostro tempo. Buon ascolto, Paolo Rumiz, grazie per essere con noi. Intanto devo dirvi che mi sento un po' un prete qua dentro. E voi i fedeli, spero che non penderete dalle mie labbra senza un minimo di critica. Seconda impressione, questa installazione mi ricorda le costole di balena che ho visto sulle spiagge dell'Alaska e che erano un luogo meraviglioso per evocare situazioni epiche come quelle raccontate da Melville in Moby Dick. Mi scuso di starmene così seduto, ma mi sono recentemente operato un ginocchio, quindi mi alzerò solo quando mi darà fastidio, perché normalmente un viaggiatore dovrebbe narrare in piedi e poi io, se non cammino, non riesco a raccontare perché non riesco a inanellare le idee. Ecco, vorrei partire da un'osservazione. C'è un'installazione qui a Udine, nella piazza sotto il castello, dove si dice esistono amori senza paradiso. Io vorrei dire che esistono anche paradisi senza amore, e uno di questi paradisi è l'Europa. Noi non ci rendiamo molto conto della fortuna che abbiamo a vivere in un posto dove si può rincasare la sera senza essere ammazzati, dove puoi andare a giudizio sperando magari di farcela in un confronto con uno più ricco, più potente, più strafottente di te. Non so se ci rendiamo conto fino in fondo di che cosa significa avere una pensione, avere un'assistenza sanitaria, e che cosa significa soprattutto non avere tutto questo appena si esce dall'Europa. Ecco, per questo dico che Europa è un paradiso senza amore, nel senso che non tutti si rendono conto di quanto è importante vivere qui, ma quello che mi fa più male è capire che non esistono, o sono molto rari ad alto livello a Bruxelles, coloro che sanno narrare la meraviglia di vivere qui. Lo so, l'Europa sta trasformandosi in qualcosa di diverso dall'alleanza di valori che era all'inizio, in quei meravigliosi momenti dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui abbiamo cominciato nuovamente a volerci bene dopo il disastro. Ma in questo momento l'Europa non sa narrare nemmeno i propri vantaggi, cioè non sa nemmeno dire di essere una comunità di interessi che valgono. Quindi questo mio incontro con voi serve a raccontare la storia di un amore non corrisposto. Io credo di aver dato molto all'Europa, almeno da quando ho visto la disintegrazione e la guerra tornare in Europa, e la guerra che ha visto l'autodistruzione della Jugoslavia. Da allora non ho fatto altro che pensare all'Europa. Non avete idea quante volte, preso da
dai pensieri, dalla preoccupazione di una possibile dissoluzione di questa creatura unica al mondo, ho bruciato la minestra, ho lasciato a carbonizzare l'arrosto perché ero troppo preso da questo pensiero e spesso dicevo non credo che la signora von der Leyen sia una, anche perché credo che abbia un cuoco a casa, non credo che abbia mai lasciato bruciare l'arrosto perché si preoccupava del mito di Europa. Io ho cominciato a... Intanto, ecco, vorrei premettere questo. Il mio europeismo nasce dal fatto di essere triestino e quindi di abitare non tanto un territorio, ma una linea di confine. Questo viaggiare come un funambolo sulla corda d'acciaio tesa, su questa linea, senza essere né di qua né di là, mi ha in qualche modo fatto passare il brivido di appartenere a qualcosa che, non essendo uno spazio, non può essere colonizzabile, non può essere rivendicato. Voi ammazzatevi pure per un pezzo di terra, io abito la linea. E quella linea è a tutti gli effetti l'elemento principale che mi ha fatto sentire europeo. Cioè io sono europeo per sottrazione. Non sono né ben italiano, né ben slavo, né ben tedesco. Sì, è vero, scrivo in italiano, all'italiano ho dedicato anche opere in versi, quindi diciamo approfondendo una conoscenza sul senso della parola. Però mi sono reso conto che ci voleva di più. E abitando su questo confine ho cominciato a sentirne i segnali. Abitare su una frontiera significa camminare su un sismografo che percepisce tutti i sommovimenti anche di luoghi lontani. Ricordo che durante la pandemia i confini si aprivano o si chiudevano a seconda dell'allarme che arrivava da Big Pharma o dalle istituzioni europee. Il confine si apre o si chiude a seconda di questa emergenza migranti su cui alcuni partiti politici speculano di più. Su quel mio confine, io tra l'altro oggi non abito più a Trieste ma dall'altra parte in Slovenia, molto vicino comunque a quella linea alla quale non posso fare a meno, e ho visto animarsi questo confine di tutti i momenti, diciamo, storici che ci stanno toccando in questi mesi e in questi anni. Mentre guardavo sotto casa mia, sotto la strada che da Lubiana porta a Trieste, arrivare le macchine delle mamme ucraine con i bambini e con i nonni che scappavano dalla guerra, nello stesso tempo, nella foresta dietro casa mia, passavano i ragazzi afghani determinati a sfuggire alla miseria e alla guerra e all'instabilità dei loro paesi. Quindi vivere su quella linea significa recepire tante cose che in posti come Milano o Roma, nei grandi centri, non si sentono. Le periferie sono molto più sensibili agli eventi mondiali di quanto siano i centri illuminati dai media, illuminati dagli spot delle televisioni, dei grandi giornali, proprio perché, essendo lontani dal teatrino della politica, riescono a filtrare la realtà e recepire soltanto le grandi mutazioni. Io, stando su quel confine, recepisco questa mutazione dell'Europa. Il primo momento in cui ho avuto paura per l'Europa, amandola ancora di più, è stato a Sarajevo. A Sarajevo è stato il primo momento in cui ho sentito invocare questa grande madre comune da parte degli abitanti sotto assedio e io ho sentito con grande sofferenza l'assenza di risposta di un'Europa che si presentava in ordine sparso di fronte alla prima guerra dopo il 1945. Il primo urbanicidio, Vukovar, il primo interminabile assedio di una città cosmopolita, la Gerusalemme d'Europa,
che è Sarajevo, e lì proprio ho sentito questa lacerazione che nasceva dal fatto che sentivo in questi assediati invocare il nome della grande madre comune, mentre la grande madre comune non sapeva rispondere e tuttora non risponde. La Bosnia e la Jugoslavia in generale è stata lasciata in mano a degli squallidi affaristi, se non dei criminali, che la tengono ancora in ostaggio. In 15 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Italia era nel pieno del miracolo economico. Noi in 30 anni, in più di 30 anni dalla fine di quel genocidio allucinante, la Bosnia e la Jugoslavia sono ancora dei paesi sottosviluppati e in mano alle peggiori forze economiche e criminali che si possano immaginare. Questo proprio perché l'Europa non ha saputo imporre una visione unitaria, anzi l'Europa ha accettato la visione dei belligeranti, perché con la pace di Dayton ha immaginato, ha costruito una pace basata sulla separazione dei diversi, picconando i propri stessi principi, perché il principio fondamentale dell'Europa è la coabitazione dei diversi. E invece con questa pace molto americana, alla quale noi europei abbiamo pochissimo contribuito con la nostra diversità, con quella pace americana noi abbiamo sancito che i bosniachi devono stare da una parte, i croati dall'altra, i serbi dall'altra ancora, gli ebrei non si sa bene dove e gli zingari idem. Ecco, quindi è stata questa grande delusione che ha fatto nascere in me il desiderio di costruire una resistenza a tutto questo. Nel 2008 è stato un altro grande momento di avvicinamento all'Europa e al suo senso. Da abitante delle frontiere, nel momento in cui la frontiera tra Italia e Slovenia cadeva con grandi fanfare per l'ingresso di questo paese ex jugoslavio nella struttura di Schengen, quindi confini completamente aperti, io sentivo il bisogno di verificare che cosa succedeva ai confini non nazionali, ma ai confini dell'Unione Europea, cioè quelli che stanno a est dei paesi baltici, a est della Polonia, a est dell'Ungheria, della Slovacchia e della Bulgaria e Romania. E così ho compiuto un viaggio che è durato, un viaggio incredibile, assieme a una delle più grandi esploratrici di frontiere del mondo, la fotografa e reporter Monica Bulai, che avrete sicuramente visto e sentito anche nelle passate edizioni di questo incontro. E con lei abbiamo percorso a zigzag, come in un lungo slalom gigante, tutto questo confine, entrando e uscendo dalla frontiera dell'Unione Europea verso il grande orso russo. C'era già allora, si delineava questa contrapposizione, ma non era ancora chiara. Ma noi, viaggiando rigorosamente con mezzi pubblici, con uno zainetto di pochi chili, tra l'altro già allora avevo un bastone con cui accompagnarmi perché mi ero appena rotto un piede, come tutti i camminatori sono esposto a incidenti ortopedici di ogni tipo, ma questa traversata a zigzag dell'Europa sulla linea di faglia che la percorre dal mare glaciale artico fino al Mar Nero e ai Dardanelli, a Istanbul, viaggiando con i mezzi pubblici e quindi con lentezza, in leggerezza, parlando con la gente, accettando inviti a cena o anche a dormire in case altrui, siamo entrati nella pancia dell'Europa e abbiamo avuto una visione molto più approfondita di quella che può avere qualsiasi ministro degli esteri, qualsiasi servizio segreto, qualsiasi funzionario d'ambasciata. Ricordo che quelle poche volte in cui ho parlato di queste cose nelle ambasciate, in quell'anno e nell'anno che seguì, erano loro a chiedere a noi che cosa succedeva da quelle parti e non noi a chiedere a loro conferma di ciò che avevamo visto.
E quindi è stato un viaggio in cui, grazie a questa vicinanza con le persone, grazie al fatto di condividere con gli indigeni i mezzi di trasporto, il cibo, le scomodità, i treni, questi incredibili pullman post-sovietici arroventati, pieni di vapore acqueo perché sovraffollati, con le tendine, con delle roselline disegnate che oscillano. Abbiamo attraversato tutta l'Europa da nord a sud, secondo un criterio che un soldato russo molto simpatico ha definito: voi avete fatto l'Europa verticale, che sarebbe stato tutto sommato il titolo più bello di quel libro. Comunque, attraversando l'Europa a quel modo, incontrando le persone, abbiamo percepito che qualcosa stava cambiando tra Oriente e Occidente all'interno dell'Europa. L'orso russo si stava chiudendo e contemporaneamente si sentiva molto forte nei paesi cuscinetto che stavano al confine tra l'Europa dei ricchi, diciamo, e quella delle grandi pianure, la preoccupazione che in questa tensione potesse speculare sia Mosca sia l'Occidente. E questa cosa l'ho sentita soprattutto in Ucraina, dove ci fu un incontro indimenticabile in una piccola stazione a metà strada tra Leopoli e Odessa, dove in attesa del treno della notte che ci avrebbe dovuto portare sulle sponde del Mar Nero, un giovane studente di medicina di nome Maxim Apostol mi disse: la Russia non se ne sta in pace, presto invaderà la Georgia, e difatti è avvenuto pochi giorni dopo, ma soprattutto temiamo che la NATO possa mettersi di mezzo creando un putiferio, perché a quel punto sarà la guerra. Questo ci venne detto nel 2008, quindi 14 anni prima dello scoppio della guerra tra Ucraina e Russia, e 8 anni prima, anzi 6 anni prima dello scatenarsi della rivoluzione di Piazza Maidan e anche quindi della secessione della parte orientale della Ucraina, il Donbass, che fu di fatto occupato dalle truppe moscovite ex sovietiche, in una situazione paradossale per cui i generali dell'una e dell'altra parte venivano entrambi dalle stesse accademie militari e si conoscevano perfettamente. Ecco, quindi quel viaggio ci diede una certa preoccupazione di quello che stava per avvenire. Era il 2008 e pochi anni dopo, nel 2014, quindi lo stesso anno in cui cominciava la rivoluzione in Ucraina a Kiev, ricorreva il 100° anniversario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, che è iniziata per gli italiani, quindi anche per voi, per gli italiani, diciamo, dell'Italia della terza guerra di dipendenza, era iniziata nel 15, ma per mio nonno austro-ungarico era iniziata nel 14. Quindi nel 14 ci siamo trovati a Leopoli e nei paesi che abbiamo percorso fino a Kiev in una situazione di forte effervescenza che lasciava prevedere il peggio, ma contemporaneamente con la visione di questa guerra che era finita, che era iniziata 100 anni prima e che in quella parte d'Europa dava la sensazione di non essere mai conclusa. Era come se ci trovassimo di fronte a un'Europa dove l'instabilità era cominciata nel 2014 e da allora non era mai finita. Perché noi abbiamo avuto una pausa, purché dittatoriale, tra il 18 e il 40. Loro non hanno avuto pausa perché hanno avuto prima il comunismo duro di Stalin, poi hanno avuto la guerra con 30 milioni di morti, poi hanno avuto ancora una coda di Stalin e poi comunque
il comunismo repressivo è continuato fino quasi alla caduta del muro e appena caduto il muro già ricominciava un'instabilità per l'immissione violenta del capitalismo occidentale in ciò che rimaneva del comunismo, nei ruderi, nelle rovine del comunismo sovietico. Quindi noi proprio percorrendo l'Europa sul lato del fronte occidentale della Grande Guerra e contemporaneamente sul fronte orientale, ci rendevamo conto con grande lucidità che eravamo di fronte a due percezioni del mondo completamente diverse. A Oriente la percezione che tutto poteva ricominciare, cioè che la pace era un'illusione temporanea, ma che il destino di quella parte d'Europa era quello di essere perennemente destabilizzato, perennemente chiuso dalla censura o dalla dittatura. E quindi con questa sensazione che la guerra del 2014 non fosse altro che una prosecuzione di quella iniziata nel 1914, quando mio nonno partì con la tradotta in direzione dei Carpazi e oltre, mentre sul fronte occidentale, quindi in Francia e in Belgio, eravamo di fronte all'illusione, alla pacifica illusione che la guerra non potesse tornare. E questo veniva paradossalmente proprio dai musei che avevamo di fronte. I musei che erano esemplarmente costruiti, che rappresentavano una memoria magnificamente orchestrata, magari fossero così anche da noi i musei di guerra come Re di Puglia. Ecco, in Francia e in Belgio eravamo davanti a una rappresentazione straordinaria nella guerra, ma nello stesso tempo davanti alla pericolosa illusione che quella guerra fosse un fattore da museo, quindi archiviata, quindi antica, quindi non ripetibile, qualcosa di lontano come le piramidi d'Egitto. E questa cosa mi preoccupò esattamente quanto mi preoccupava questa percezione degli europei d'Oriente, che la guerra fosse sempre in corso. Perché da un lato c'era questa pericolosa illusione che non tornasse, quindi una vulnerabilità assoluta rispetto ai segni ammonitori di una guerra che torna. E dall'altro lato questa grande rassegnazione, questo saper di dover sempre partire periodicamente per un fronte, per una linea di faglia che continuamente si riforma. A questo punto ho avuto bisogno di tirarmi su il morale. Già ci avevo provato nel 2010, cioè nel tentativo di dare una rappresentazione dell'Europa che non guardasse più a un tenebroso passato, ma si aggrappasse alla forza della gioventù, quella alla quale dobbiamo consegnare un domani decente e che temo ci rimprovererà per non averglielo garantito. Nel 2010, faccio un piccolo passo indietro, ricevetti una telefonata dal maestro Riccardo Muti che voleva concludere il suo mitico Ravenna Festival, come sempre, con una rappresentazione corale di grande livello fuori da Ravenna. E aveva sempre scelto dei luoghi di conflitto, per esempio l'Armenia, per esempio Berlino, per esempio i luoghi della guerra civile spagnola. E mi disse: vorrei fare questa cosa a Trieste e ricordare i martiri delle foibe. Io gli dissi: sarebbe bello, però attento che scateni una polemica senza fine, perché ai morti degli uni gli altri vogliono contrapporre i morti della loro parte e così non si finisce mai. Non si riesce a dare a questa contrapposizione qualcosa che va al di fuori delle memorie personali, ma un elevarsi al di sopra degli eventi e dare una visione storica. E allora ti consiglio di fare un'altra cosa: costruire un'orchestra con elementi italiani, sloveni e croati, che erano,
coloro che erano stati invischiati nella Seconda Guerra Mondiale e poi nelle tremende vendette che seguirono, e costruire un'unica orchestra e magari affiancarci un coro. Finì con una rappresentazione in Piazza dell'Unità a Trieste, in cui l'orchestra, con le spalle rivolte al mare, quindi in posizione antagonista a quella dei comizi, primo fra tutti quello di Mussolini del 1938, in cui proclamò le leggi razziali, quindi in posizione antagonista a quella, con la gente che guardava il mare, quindi il largo, quindi il domani. 500 elementi suonarono, compresi i coristi. Era una visione indimenticabile, e davanti, in 3 poltrone, i 3 presidenti della Repubblica seduti ad assistere a questa grande rappresentazione della riconciliazione. Perché la diplomazia non richiede soltanto bizantinismi, attese e mediazioni, richiede anche un salto in avanti con grandi rappresentazioni simboliche. Ed è quello che è stato fatto, e tuttora oggi, nella distensione della frontiera orientale, quell'episodio costituisce una pietra miliare di cui vado, credo, senza dirlo tanto in giro, vado contento e felice e orgoglioso, anche perché vidi distintamente il mal di pancia di tutti i nazionalisti che erano venuti ad assistere a questa rappresentazione sperando in un temporale che facesse finire tutto quanto. L'impressione che mi lasciò questa esperienza musicale mi portò in una strada nuova che non avevo mai battuto. Io non so leggere la musica, però la so sentire, la so orecchiare, so vivere con la musica accanto. E così mi capitò di incontrare un grande maestro di musica triestino di lingua slovena, Igor Koretti Kuret, che ha 2 cognomi proprio perché Koretti è l'italianizzazione forzata del cognome reale, che è Kuret, il quale, oltre ad essere un grande direttore d'orchestra, è un pedagogo formidabile. E lui già da una ventina d'anni, quando lo conobbi, portava avanti un esperimento assolutamente unico in Europa e naturalmente non riconosciuto da Bruxelles, come tutte le belle cose, perché lì regna sovrana la noia. Questo maestro era un grande pedagogo che faceva questa cosa assolutamente unica in Europa, se non nel mondo. Ricostruiva ogni anno, ogni estate, un'orchestra nuova di elementi, di ragazzi dai 12 ai 20 anni, che venivano selezionati in diverse capitali, in diverse città musicali d'Europa, come Bayreuth o come, che ne so, come Varsavia o come Cracovia. Raccoglieva i migliori elementi, li faceva affluire in un unico posto in Italia, e lì, nel giro di una settimana, trasformava questi giovani bellissimi, garantisco, e pieni di energia, di volontà, di gioventù, di felicità, di leggerezza, li trasformava in un'orchestra. Pensate, quale migliore rappresentazione dell'Europa? Ragazzi che venivano dalle scuole musicali più diverse, dalla Spagna alla Russia, dalla Turchia occidentale alla Francia, Inghilterra, Germania, tutti i paesi dell'Est fortemente rappresentati, perché anche carichi di un'energia vitale che i nostri giovani d'Occidente hanno un po' perduto. E con questi è riuscito, e adesso sono 30 anni, così come voi ne compite 20, lui compie 30 anni di questa esperienza, che è rimasta in piedi grazie alla sua dedizione assoluta. E mi sono sentito in dovere di affiancare la mia voce narrante al suo esperimento musicale, raccontando ogni anno un aspetto diverso dell'Europa. L'Europa vista attraverso i treni, l'Europa narrata ai bambini, l'Europa delle guerre,
l'Europa delle frontiere. E così per 5 anni ho lavorato con loro e devo dire che è stata un'esperienza incredibile, perché ogni volta, a ogni serata, ne abbiamo fatte alcune incredibili, come l'Altare della Patria o come nel profondo della Gravina di Matera, dove questi ragazzi che venivano dalle grandi pianure lasciavano quasi cadere gli strumenti di fronte alla stupefazione di un paesaggio simile, che per loro è inconcepibile. Ecco, in questa esperienza abbiamo sempre visto il pubblico arrivare un po' timido e poi uscire gasato al massimo di fronte a questa rappresentazione di ciò che l'Europa può essere. Lingue diverse che creavano sinfonia, scuole musicali spesso opposte, paesi che spesso non si sopportano tra loro, ucraini e russi, spesso compresenti in questa orchestra. Lì davano vita a un'unità armonica, unica al mondo. E la cosa bella era che questo era veramente una rappresentazione dell'Europa dei popoli, perché non c'era un maestro che imponeva la sua scuola musicale a questi ragazzi venuti da mezzo mondo, ma dopo averli ascoltati uno per uno decideva quale doveva essere il ritmo e l'espressione musicale di questa compagine. Quindi non un'Europa centralista, no? Con Bruxelles che detta le regole agli altri, ma un'Europa che ha un centro, il direttore d'orchestra, che trae dalle differenze mirabili di questa Europa il suono conclusivo e finale, che ogni anno era diverso perché diversi erano i componenti di questa compagine. Sono stati anni meravigliosi, dal 15 al 19, abbiamo viaggiato anche all'estero, finché nel 2016 c'è stato un altro incontro europeo per me di grande e enorme importanza, un incontro casuale. Me ne andavo a piedi per fare dei reportage per la Repubblica lungo la linea di faglia del terremoto di Amatrice per risalire fino al nucleo più distruttivo, quindi quello spazio in bilico tra le Marche, il Lazio e l'Umbria. A un certo punto, dopo aver viaggiato per giorni in una situazione incredibile, in bilico tra la meraviglia della bellezza di questo Appennino ancora innevato, che ha un paesaggio che l'Appennino non sanno che cosa sia chi non c'è stato, e che i paesi stranieri tutte le volte che vedono restano a bocca aperta. Dopo aver fatto questo viaggio in bilico tra la bellezza e la distruzione più feroce, siamo scesi a Norcia, dove nel mezzo di una piazza semidistrutta, con 2 chiese sedute su se stesse, ci ha accolto, miracolosamente intatta al centro della piazza, la statua di San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa. Incontro folgorante, perché quell'uomo indicava le macerie. Il patrono d'Europa indicava le macerie ed era un'immagine profondamente ambigua, perché non sapevo, dovevo capire se volesse dire che l'Europa si avvicinava nuovamente a un futuro di macerie, quindi a una guerra, quindi a un'autodistruzione, come era già avvenuto 2 volte, oppure qualcos'altro. E quel qualcos'altro mi si chiarì quella notte in cui non potei dormire e, digitando freneticamente il mio telefonino, scoprì la figura di quest'uomo di cui non avevo idea, manco in che secolo fosse vissuto. E lì mi trovai di fronte alla figura gigantesca di un uomo, figlio di terre terremotate da secoli e quindi abituati alla ricostruzione, quindi uomini più duri di qualsiasi altro
popolo. Chi abita in terre piatte, prive di sismi, non può sapere che cosa significa la forza di ricominciare. Ma questi appenninici erano degli uomini speciali che nel momento in cui l'Europa non contava più niente, era stata distrutta praticamente dalle invasioni barbariche, ma soprattutto dal collasso finale dell'impero romano, quindi il momento di anarchia, di disordine, di paura, delle città che perdono il loro senso di aggregazione, delle campagne che si svuotano, in quel momento quegli italiani ricostruirono l'Europa punteggiando la sua mappa di luoghi di eccellenza chiamati monasteri. In quel momento fu come se delle astronavi si fossero appoggiate in un spazio distrutto. E lì mi resi conto che, dopo aver studiato il suo messaggio, mi resi conto che avrei dovuto fare un viaggio in quell'Europa. E così sono partito e ho seguito questo arcipelago incredibile di luoghi che non hanno niente a che fare con la Chiesa. La Chiesa è un apparato centralista, è un apparato maschilista. Invece i monasteri erano una struttura, diciamo un disordine democratico, dove ogni monastero aveva come unico punto di riferimento la regola, la magnifica regola di convivenza, prima ancora che essere una regola religiosa, la magnifica regola di convivenza di Benedetto. Per tutto il resto erano diversi, ma diversissimi. Uno era famoso, era importante per il suo culto del silenzio, un altro per la capacità agricola di mettere sullo stesso piano miracolosamente le mani del contadino e quello dell'amanuense, quindi parificando come dignità e come santità il lavoro delle mani e quello dell'intelletto. No, ricordo di aver visto proprio a Norcia all'inizio del viaggio, perché il viaggio fu di nuovo partendo da Norcia e poi girò tutta l'Europa, un'immagine che ancora oggi ci dice molto. Il santo che raccoglie una zappa che un barbaro ha dimenticato tra le zolle della terra e gliela porge. Che cosa vuol dire tutto questo? Queste sono cose che a Bruxelles non possono fottere di meno. Gli ridà questa zappa mostrandoci quale simbolo? Quello di un uomo colto che riconosce l'importanza del lavoro manuale, che in quella Roma, in quel mondo latino declinante, era affidato ai barbari. Essere italici significava delegare ai barbari, quindi agli immigrati, sembra la storia di oggi, i lavori scomodi, la macellazione, il zappare la terra, la pastorizia. L'Europa era questo allora. E arriva un uomo venuto da terre di fatica, come quelle appenniniche, battute da periodici terremoti, che riconosce il valore del barbaro e gli dice: tu vali come noi. E infatti dentro in quei monasteri la zappa aveva lo stesso valore dell'ostensorio. Gli oggetti sacri e gli oggetti agricoli avevano la stessa dignità e la stessa santità. A questo punto interviene un paesaggio nuovo, il paesaggio marino. Io sono figlio di una città di mare, ma per anni ho preferito navigare via terra. Ma nel 2017, l'anno delle grandi migrazioni via mare, l'anno dell'inizio dei grandi tragici naufragi del Mediterraneo, accadde anche il distacco, l'inizio del distacco della Gran Bretagna dall'Europa. E io mi chiedevo, ma che rapporto può esistere tra questo fenomeno migratorio, tra la nostra
chiusura al fenomeno migratorio e il distacco dell'Inghilterra, e tutto si quagliò. Quando? In un momento, sapete che ci sono dei momenti in cui tutte le cose si intrecciano, tout se tient, dicono i francesi, no? Ero andato in Libano per cercare degli elementi, dei violinisti libanesi da affiancare a questa orchestra europea. Qual era lo scopo di questa scelta non europea? Ricordare che nel mito Europa era una donna che veniva dal Libano. Era quella donna sulle spiagge della Fenicia, nell'antica Tiro, oggi Sidone, era stata rapita da Giove, trasformato in toro, che la portò a compiere un mitologico amplesso nella prima grande isola dell'Occidente, Creta. Ecco, ero lì proprio per trovare degli elementi che ricordassero agli ascoltatori dell'orchestra che Europa era anche quella, anzi che nostra madre veniva di là. In quel momento ricevo una telefonata dall'Inghilterra, dove un mio carissimo amico, grande skipper, proprietario di una delle più leggendarie barche a vela d'Europa, Moia, una barca varata nel 1910 nei cantieri del Mar d'Irlanda, e oltre a tutto un grande grecista, un grande conoscitore delle lingue classiche antiche, che mi chiama e mi dice: Paolo, gli inglesi stanno andando verso la separazione, ti prego, facciamo insieme il viaggio di Europa. Cioè partiamo dal Libano con la mia barca e andiamo verso Occidente e vediamo che cosa succede. Io, disse, voglio mostrare ai miei allievi, voglio mostrare agli inglesi che in questo momento non si accorgono di sputare sul corpo della loro madre, questa donna di nome Europa che viene da Oriente, per mostrare loro le immagini e il racconto di questa traversata. Gli inglesi devono sapere che cosa significa stare senza Europa e di conseguenza senza il suo grande elemento che è, che la differenzia dall'Atlantico, che è il mare Mediterraneo. E così nel giro di poche settimane siamo partiti e abbiamo fatto questo viaggio a bordo di questa barca mitologica che andava alla stessa velocità degli antichi, barca che avevo già conosciuto qualche anno prima facendo il viaggio raccontato in questo libro che è uscito 3 giorni fa, La rotta di Lepanto, barca che avevo conosciuto nel 2004 ma che nel 2017 tornò profondamente utile al mio avvicinamento, al mio capire che cosa stava dietro questa grande alleanza chiamata Europa e anche cosa stava dietro a questo pezzo di terra che noi chiamiamo con questo nome. E così siamo partiti e eravamo una ciurma multilingue, parlavamo a seconda delle situazioni, passavamo dall'italiano all'inglese, in parte anche un po' di turco e di greco, e abbiamo viaggiato verso Occidente facendo delle rotte abbastanza diverse, ma divertendoci a mettere in luce come la differenza tra Asia ed Europa, almeno nel Mediterraneo, è fittizia, perché i turchi fanno il caffè turco che è identico al caffè greco, perché da entrambe le parti avete i souvlachia o i cevapi, quindi ci divertivamo a viaggiare a zig-zag come un sarto che cuce i 2 lati di un sipario strappato. Viaggiavamo a zig-zag divertendoci a non mostrare i documenti proprio per sbugiardare questa differenza artificiale e per ricordare appunto che Europa viene da est, da quella direzione che Angelo Floramo, grande amico friulano, amante delle bettole e della scrittura, chiama ex orientis partibus. Quando la luce arriva da là c'è qualcosa che ci attira e che ci ipnotizza. E
E così abbiamo fatto questo viaggio e durante tutto il viaggio si è parlato di Europa. E durante questo viaggio, in cui noi incontravamo barche a vela tedesche, turche, incontravamo osti greci, viaggiavamo in bilico tra la mitologia e il presente, sentendo le notizie intorno a noi di altri naufragi, incontrando nel cuore della notte le grandi navi da crociera, che sono la peste del Mediterraneo. E durante tutto questo viaggio mi si chiarì una cosa: dovevo ricostruire o rileggere o riscrivere il mito di Europa. E poiché in quel momento, assieme a tanti uomini provenienti dall'Africa e dall'Asia, c'erano anche molte donne, alcune delle quali erano naufragate, mi resi conto che Europa di oggi è una, tra virgolette, migrante, o forse lei era la capostipite di tutte le migranti, perché è una che si è spostata da Oriente, ha viaggiato con paura nelle onde del Mediterraneo ed è stata portata in Occidente, dando vita a una stirpe. Noi siamo questi. E quindi questo intersecarsi del mito e del viaggio mi ha fatto sì che io scrivessi una storia in cui Europa, appunto, è una fuggiasca siriana, un'esule siriana dalla guerra, che viene catturata dalla mafia libanese, obbligata a vendere il suo corpo in un bordello, la quale però riesce a fuggire e a saltare sulla barca a vela, che era chiaramente la nostra, ma che per me era in quel momento un oggetto letterario e basta, per viaggiare verso Occidente. E io vorrei, mi date ancora una ventina di minuti? Allora, vorrei leggervi alcune parti di quest'opera, che è stata una delle cose più faticose, se non la più faticosa della mia vita, perché è stata scritta in versi endecasillabi. È stata scritta così perché il mito richiede il verso, il mito richiede una musica, un ritmo capace di incantare come una fiaba anche i più piccoli. Ecco, vorrei leggervi per esempio la descrizione della femminilità di Europa. Europa che io amo dire, questo non è il canto per l'Europa, ma canto per Europa, esortandovi, se volete capire di più la terra in cui viviamo, a togliere l'articolo su tutte le cose che riguardano questo argomento, perché Europa è prima di tutto una donna, una grande madre, una capostipite. E qua si spiega come questi uomini, questi 4 argonauti che viaggiavano su questa barca, che ha lo stesso nome della barca su cui avevo viaggiato, a furia di viaggiare si rendono conto che la terra è femmina. Da sempre l'astinenza risvegliava cartografie carnali nelle ciurme. Il greco, me ne accorsi, era capace di accarezzare le mappe e le donne con identica febbre delle dita. Sedotto dagli atlanti di Al-Marmun e dai segreti del grande isolario, era attirato dall'indecifrabile sensualità della topografia. Il termine pianeta lo schifava. La terra, viva Dio, non era Marte, immerso in un silenzio minerale. La sua maternità era indiscutibile. Nei portolani i fianchi delle coste erano danze del ventre. Sapeva che i geografi arabi leggevano il cosmo come il corpo di una femmina, il grembo di un giardino di delizie, e i monti, dalle Alpi al Karakorum, come la sua cintura scintillante, con l'Himalaya a fare da fermaglio di un velo che nasconde il paradiso, il premio per gli eroi puri di cuore. In questo immaginario c'è chiaro la distanza, la lontananza che una ciurma di maschi vive e trasforma in fantasia il proprio desiderio di una donna. Lei, ecco, qui compare lei, volevo anche descrivervi questa donna incredibile. Eccola.
Una cintura di costellazioni ornava le murate della barca come segno d'augurio per il viaggio e Moia andava a ritmo di Alisei. Il mondo respirava in longitudine col suo torace immenso dal profondo. A poppa, oltre la valle della scia, il termitaio grondava di luci e il monte Libano ci benediva, traslucido di acque mormoranti. Fuori le sberle dell'onda, all'interno solfeggio di respiri, in sintonia col dormiveglia lungo del rullio, in un liquido amniotico di plancton. Separata da noi da una tendina, la portatrice del nome celeste si rannicchiava nel ventre di Moia, dentro uno scialle di lana scozzese. Scottava. Era un fiammifero perduto nel ventre sconfinato della tenebra battuta dalle strigoni e ciclopi. Guaiva come un cucciolo il suo cuore. Tesseva soliloqui, delirava, ansimava, inghiottiva l'aria salsa. Prima dell'alba, le ancelle del vento vennero e strattonarono la vela. Era il lenzuolo nuziale di un re. Come stalloni selvaggi le onde turchine ci seguivano schiumanti. Divinità in calore volteggiavano attorno al corpo pallido di lei. Borea, fecondatore di cavalle, le asperse il collo di perle salate. Poseidone allungò per ben 2 volte le mani sul vestito per strapparlo, ma un altro dio più potente dispose che la ciurma facesse buona guardia. Capite che voi che gliene freghi a quelli di Bruxelles di una narrazione di questo tipo, troppo presi nel loro equilibrio, nei loro problemi politici interni, nel tenere a bada o nel ricevere di nascosto i lobbisti che li portano a rimangiarsi le decisioni coraggiose prese dai primi fondatori. E proprio scrivendo questo libro è una dichiarazione d'amore per una migrante chiamata Europa. È un riconoscimento di una femminilità profonda in un mondo in cui gli dei maschi guerrieri stanno di nuovo muovendosi con passo di lupo attorno a noi. E quindi oggi è più che mai importante ricordare che Europa è femmina. E questo è vero soprattutto tra quella caterva di macisti che oggi si nascondono dietro una lupa romana femmina. Ho capito che siete di sinistra, non occorre che lo sottolineiate. Ecco, diciamo che da tutto questo amore faticosamente corrisposto, che però trova il calore del pubblico, trova la bellezza degli applausi di un teatro che riconosce la forza, la gioventù dei giovani orchestrali con cui ha lavorato. Al termine di tutto questo, però, mi è esplosa la rabbia, specialmente di fronte alla gestione dell'Europa degli ultimi 2 o 3 anni, la gestione della signora, della bionda cotonata, così democristiana, di nome Ursula, che ha lo stesso ritmo di Angela, ma che non vuol dire assolutamente la stessa cosa. Per 2 anni, forse 3 anni, io non ho fatto che accumulare in una scatola di scarpe dei foglietti in cui buttavo dentro tutto il fiele che mi veniva su questo argomento, tutto il mio dispetto per come questa femmina di nome Europa è trattata talvolta dalle stesse donne. E a gennaio o a febbraio, non ricordo, ho proposto all'editore Feltrinelli la stesura di un pamphlet di una 50ina di pagine in cui avrei sputato tutto il contenuto di quella scatola di scarpe piena di fiele. E è finito che ho fatto un libro di 200 pagine
perché il materiale era tanto, e questo libro esce il giorno 21, martedì 21, con il nome Verranno di notte. Il titolo allude ai barbari, naturalmente, perché l'intuizione che sta dietro a questo titolo è che mentre i democratici fanno i grandi incontri diurni, fanno le loro sfilate, i loro scioperi, l'altra parte politica, i sovranisti, diciamo, tendono soprattutto a muoversi di notte, digitando parole attraverso TikTok, Facebook e gli altri strumenti di comunicazione di massa, attraverso i social, beccando le persone fin dalla tenera infanzia, fin dal primo digitare dei bambini a cui i genitori non sottraggono il cellulare e che quindi sono bambini insicuri, bambini che non hanno mai avuto a che fare con l'autorevolezza di un genitore e che quindi sono le prime prede di questa propaganda sommersa che avviene soprattutto attraverso le ore notturne. E poiché questo mi inquietava enormemente, ho pensato di raccontare questi miei pensieri, di metterli in fila secondo una liturgia delle ore notturne. I capitoli sono le ore: mezzanotte, l'una, le 2, le 3, le 4, le 5 e le 6, in cui il sole sorge e lentamente durante la notte, superato lo scoglio dell'ora terribile, quella fra le 3 e le 4, in cui tutto sembra gravarti, no? su di te, sul tuo povero, misero corpo, senti di avere il peso di tutto il mondo e poi con l'avvicinarsi dell'alba le parole di luce cominciano a comparire e sono parole di luce tanto più forti quanto più tenebrosa è stata la notte, perché la luce di una candela la vedi non di giorno, la vedi di notte. E così ho scritto questa cosa in un mese, non dormendo praticamente. Mia moglie mi vedeva alzarmi alle 3 perché era l'ora in cui il fiume dei pensieri non aveva ostacoli, l'ora in cui la razionalità del giorno non mi metteva i bastoni tra le ruote e io potevo dilagare e scrivere un testo che è praticamente un interminabile comizio alle anime degli europei. Non è un lavoro solo italiano, tanto è vero che ho chiesto al mio editore di pagarmi in forma solo simbolica, ma contemporaneamente di mettere in rete questo testo in forma completa o ridotta anche in lingue straniere. Inglese, francese, tedesco e ora anche spagnolo, che sto facendo in modo che filtri in qualche modo e crei un'atmosfera di dissenso attorno a quella signora con i capelli biondi cotonati. Vi leggo una pagina all'inizio e una pagina alla fine. L'inizio è tenebroso, quindi tenetevi forte. E chi dorme stanotte? Tira un vento di malaugurio, puzza di carne bruciata, cherosene e gas di scarico. Il mio naso è un anemometro, non sbaglia, avverte un fetore inconfondibile, come quando un razzo anti-tank incendia un blindato con uomini dentro. Vi auguro di non sentirlo mai, quell'odore. È lo stesso tanfo dei poteri selvaggi che ci schiacciano. Puzza di censura sul libero pensiero. Chi dissente è tolto di mezzo. I miei occhi vedono gente che tace, si adegua. Le mie orecchie sentono dire nazione con frequenza sospetta. Sicurezza poi dà la nausea. La lingua sta cambiando, la parola libertà si ascolta sempre meno, anche pace è bocciata, diventa codardia. I ragazzi che portano la sua bandiera sono presi a manganellate, giovani registrati come criminali, odiati quanto tali in un'Europa di vecchi, impudenti che osano chiedere un futuro di fratellanza e non di guerra e non sanno che il cambiamento in peggio è già partito dal vocabolario. Leggete Viktor Klemperer che lo mostrò nel 1933.
con il nazismo. Ormai la parola identità dilaga fino a perdere senso. Non serve più a dire chi sei o da dove vieni, ma solo a cercare la rissa, a sdoganare armi. Identità, la stessa radice di idiotes, che in greco vuol dire quelli ripiegati su se stessi, o meglio, quelli che vivono guardandosi l'ombelico, come mi spiegò un vecchio in un'isola dell'Egeo, mostrandosi la pancia. Gli idioti, quelli che hanno paura della complessità del mondo e non si lasciano fecondare dall'incontro con l'altro. E poi il finale, che invece è un inno alla bellezza dell'Europa. Inestimabili minuti prima dell'alba. Le ombre della notte hanno paura, si rintanano nella foresta. Alle 5 c'è stata come una svolta nel cielo e ora si avverte lo scricchiolio del giorno che preme. La puzza di carne bruciata si dirada, la rugiada evapora, il gallo canta, altri galli rispondono. L'Europa emerge dal buio. Il suo primo fuso orario impallidisce, un'avvisaglia di sole illumina le cime dei Carpazi, dilaga nella pianura pannonica. Ha già tinto di viola le alture dei Balcani, ora indora i laghi della Carelia, plana col vento sul Baltico, accende l'Appennino, sorvola le Alpi orientali, tocca la guglia di Santo Stefano a Vienna, risale il Danubio tingendolo di rosa. Si prepara a pettinare la campagna francese. Tra un'ora sarà oltre il Rodano e i Pirenei. Trafiggerà il meridiano di Greenwich per precipitare nell'oceano. Esco sulla prateria. Il corpo esulta. Passo, respiro e battito cardiaco si sincronizzano. Odore di letame e talpe al lavoro nei prati. La mia è una campagna senza veleni. Uno storno enorme di gru passa a bassa quota facendo un frastuono bestiale e punta a nord-est. Vanno verso il Danubio e i Carpazi. Cavalcarle vorrei, come Nils Holgersson, la sua oca. La luce esplode oltre le Alpi d'Oriente e per un attimo ogni minima convessità getta ombre lunghissime. È già arrivato il tempo delle primule. Grazie. Ah.